È vero che ne abbiamo fatte di porcherie, però quando le potevamo fare? Ad averlo detto in riferimento alla gestione profughi sarebbe stata, secondo quanto riferisce un giornale locale, l'ex prefetto di Padova Patrizia Impresa in un colloquio telefonico intercettato dai carabinieri col viceprefetto vicario Pasquale Aversa, delegato ad occuparsi dell'accoglienza dei migranti. Si tratterebbe di uno dei dialoghi finiti nel rapporto conclusivo dei militari, parte integrante dell'inchiesta sulla gestione dell'accoglienza in Veneto. L'ex prefetto di Padova non è indagata. Le indagini riguardano in particolare la cooperativa Eco-Officina Educational Poi ed Eco. In una conversazione, sempre pubblicata dal quotidiano, si parlerebbe anche di un problema di sovraffollamento del centro di Bagnoli di Sopra nell'ottobre 2016 e delle pressioni che sarebbero arrivate da Roma in prefettura per alleggerirlo di alcune decine di unità. Immediata la presa di posizione del ministro degli interni Matteo Salvini, secondo il quale il governo di centrosinistra negava l'emergenza sbarchi, ma poi scaricava il problema sui prefetti e li costringeva a spostare i clandestini da un comune all'altro, come nel gioco delle tre carte, per non irritare sindaci del PD, ministri in visita o presidenti ANCI del PD.